Le tue emozioni oggi? Ma emozioni perché è la tappa di casa e niente, c'è tutta la mia gente qui che mi tifa e sono veramente felice. Stamattina non dovevo neanche uscire in bici, sono passato a trovare il mio amico Alberto e mi ha fatto un grande piacere. Come sono i muscoli oggi? Ma i muscoli oggi sono carichi di adrenalina e vedremo dopo, dai, a parte che oggi è tranquilla per il mio punto di vista. Alberto, questo è un campione che abbiamo, un campione di casa. Beh, questa l'ha definita la sua seconda casa, quindi non poteva che essere così. Abbiamo un ragazzo splendido, ci siamo conosciuti ormai sarà qualche anno fa e abbiamo vissuto tantissime cose insieme, abbiamo fatto una rete di amicizia legata a tantissimi nostri amici e abbiamo creato qualcosa di importante. Oggi l'abbiamo trasferito anche su quello che può essere un valore del territorio, perché oggi tutti insieme stiamo valorizzando questo territorio, tutti quanti ti faranno oggi anche per Andrea Vendrame, non solo, ma sicuramente anche per Vendrame e come avrete notato e avete visto, il muro gli sta facendo festa. And the people of Treviso, of Conegliano, Valdobbiadene? Incredibile. Yesterday I was in the breakaway and the final climb and there were a lot of people on the stream and I think they love cycling. Con Martina, la fidanzata del campione Andrea Vendrame, le emozioni e soprattutto l'hai visto salire qui al muro di Ca del Poggio? È un'emozione sempre vederlo correre, quello sì. E quali sono i messaggi che ti ha mandato questa mattina, ieri sera? Quali sono le sue preoccupazioni principali? Beh, il tempo, che non faccia troppo freddo, che non piova e questo dopo cerchiamo di non parlare proprio di ciclismo, quando ci sentiamo parliamo di tutt'altro magari, è un modo anche per lui per rilassarsi. Sì, l'abbiamo visto e siamo stati tanto contenti a vederlo, ci ha anche salutati da lassù. Quanti siete qua per Andrea Vendrame? Siamo una ventina, sì. Noi siamo della zona perché Andrea è di Santa Lucia e quindi siamo tutti della zona e Andrea lo seguiamo da quando era dilettante e qui c'è il nostro cuore, ecco. Ma spieghiamo queste mascherine bellissime, come vi è venuta questa idea? Allora, è Andrea che ha detto che era come Joker e al Joker normale è stata applicata la cicatrice che purtroppo, per fortuna, dopo l'incidente e quindi è diventato proprio il nostro simbolo e da qualche anno lo portiamo avanti, da quando era dilettante e dopo è passato professionista con l'Androni, lo portiamo avanti.